ultima serata del nostro corso sul sacro nel Veneto e abbiamo questa sera il piacere di avere con noi, anche una vecchia conoscenza ormai dell'Ateneo, il professor Lorenzo Calvelli, docente di storia romana presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Abbiamo iniziato, come ci ricordiamo tutti, con le prime attestazioni di sacro nel Veneto, quindi risalenti più o meno al VII secolo a.C. e terminiamo sentiremo con insomma, le prime avvisaglie della cristianizzazione, poi credo l'affermarsi. Quindi il nostro corso, si può dire, avrà attraversato quasi un millennio di storia in cui abbiamo punteggiato tutti questi appuntamenti. Quindi io ringrazio come sempre moltissimo il relatore di questa sera, il professor Calvelli, e ci mettiamo tutti ad ascoltarlo. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Desidero anch'io ringraziare l'Ateneo e in particolare Margherita Tirelli per avermi invitato anche quest'anno a partecipare con una mia lezione al corso di archeologia. E come avete appena sentito dire, il tema di cui parlerò si pone proprio in continuità cronologica con quelli trattati dai colleghi che mi hanno preceduto. Nelle scorse lezioni abbiamo seguito l'evoluzione delle tradizioni rituali nell'antico territorio della nostra regione, concentrandoci in particolare proprio sul passaggio dalla cultura venetica alla piena romanità, un passaggio che comportò l'adozione del Pantheon politeistico di Roma e anche però il suo adattamento proprio alle specificità della Venezia. Ecco, però durante i molti secoli dell'epoca romana lo stesso panorama religioso subì numerose e significative variazioni e novità, anche perché, come ha spiegato bene Giovanella Cresci quando appunto ha tenuto qui la sua lezione, la cultualità romana era tradizionalmente inclusiva e non ostile all'integrazione dei culti stranieri all'interno della religione di Stato. Tuttavia, come vedremo oggi, ci fu un momento in cui invece l'atteggiamento di apertura, di sincretismo dei romani si interruppe, si capovolse e infine poi si arrestò per sempre, determinando, e non sto esagerando, le sorti del rapporto fra società umane e religione per i successivi 2 millenni e fino ad oggi. Mi riferisco naturalmente alla relazione fra l'impero romano e il cristianesimo, che fu inizialmente ignorato, poi osteggiato, poi ancora accolto e infine privilegiato come religione di Stato a scapito di tutti gli altri culti che fino ad allora erano stati celebrati a Roma. Tutto questo avvenne nell'arco di un breve periodo di tempo, sostanzialmente meno di 4 secoli, dei quali il più cruciale fu forse l'ultimo, cioè il IV secolo d.C., che si concluse proprio con l'affermazione del cristianesimo su scala mediterranea. Possiamo quindi affermare senza indugio che il fenomeno che ho definito cristianizzazione nel titolo della mia comunicazione costituisce un passaggio cruciale proprio nella storia mondiale. Sapete che ancora oggi il cristianesimo rappresenta la religione con il maggior numero di fedeli su tutto il pianeta, circa 2 miliardi e 2 di fedeli, pari a circa il 30% della popolazione della Terra. Quindi è un cambiamento veramente epocale e naturalmente anche nel Veneto odierno il cristianesimo rappresenta la religione prevalente, sebbene in costante diminuzione negli ultimi decenni. Quindi vi prego magari di perdonare un preambolo banale che vi ho appena fatto, ma mi è parso necessario per farvi capire che pur andando a parlare di fonti, di eventi databili a quasi 2000 anni fa, il tema che toccherò oggi è molto sensibile da un certo punto di vista. Ciononostante io cercherò di adottare un approccio neutrale, una metodologia scientifica nel trattare la documentazione che esamineremo insieme.
E cercheremo dunque di capire come si diffuse il cristianesimo nel mondo romano e poi nello specifico proprio nella Venezia, esaminando fonti di diverso tipo, letterarie, archeologiche, ma, come dice il titolo, concentrandoci in particolar modo sulle iscrizioni. Perché le iscrizioni? Perché le iscrizioni rappresentano per questo fenomeno una categoria di documenti in qualche modo privilegiata, in quanto si tratta di fonti giunte fino a noi per via diretta, senza una mediazione, come per esempio i testi letterari, e per questo sono meno passibili di falsificazioni, di interpolazioni. Dunque, per esempio, l'importanza delle iscrizioni per la storia del cristianesimo, non so se la conosciate, questo non c'entra con la Venezia, ma ho deciso così di aprire con questa fonte. È un'iscrizione rinvenuta negli anni 60 del Novecento a Cesarea Marittima, in Israele, che documenta indubitabilmente, seppur in forma frammentaria, la storicità della figura di Ponzio Pilato. Vedete che è un'iscrizione che che menziona Ponzio Pilato in qualità di prefetto della Giudea, che restaurò un monumento in onore di Tiberio, appunto, di Tiberio in Giudea. Ma ancora forse più straordinario è il fatto che un'iscrizione che proviene probabilmente da Beirut, in Libano, ma è attualmente conservata al Museo Archeologico Nazionale di Venezia, quindi a pochi passi da noi, in piazza San Marco, attesti la storicità di un censimento condotto in Siria ai tempi dell'imperatore Augusto, quando era governatore della provincia, Sulpicio Quirinio. Ho messo qui sottolineate le parti importanti, spero che si riescano a leggere abbastanza, sì. Ecco, è possibile, anche se non è certo, che questo censimento di cui parla questa iscrizione sia identificare con quello citato nel secondo capitolo del Vangelo secondo Luca, quello che solitamente si legge la notte di Natale, che dice: in quel giorno un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio, quindi qui a pochi passi da noi, completamente, devo dire, trascurata, in un angolino del Museo Archeologico di Venezia, c'è un'iscrizione importantissima. Dunque, alcune fonti letterarie, il cui testo può essere senza dubbio ritenuto genuino e non interpolato, attestano che fin dalla tarda epoca Giulio-Claudia, a Roma, era presente una comunità cristiana. Mi riferisco in particolare ai racconti di due autori pagani, chiamiamoli così, anche se quando li chiamiamo pagani assumiamo automaticamente la prospettiva cristiana, loro non si ritenevano pagani, cioè Svetonio e Tacito. Secondo il primo, nel 49 d.C., Claudio, l'imperatore Claudio, cacciò ebrei e cristiani da Roma in quanto sovversivi. Invece Tacito ci informa molto dettagliatamente, nel passo adesso non lo leggo ma lo potete scorrere mentre vi parlo, Tacito ci informa che nel 64 d.C. Nerone attuò la prima persecuzione locale, cioè focalizzata proprio su Roma, contro la comunità cristiana, incolpandola ingiustamente, a detta dello stesso Tacito, del celebre incendio di Roma, appunto del 64. Notate come Tacito usi l'espressione exiziabilis superstitio, io ho tradotto funesta superstizione, per definire il cristianesimo, in quanto riteneva che i cristiani fossero gli adepti di una setta nociva per le tradizioni rituali del pantheon politeistico romano. Superstizio è proprio un termine tecnico che in latino si oppone a religio e indica quei culti stranieri solitamente che non avevano ottenuto un riconoscimento pubblico a Roma. Quindi abbiamo due attestazioni inequivocabili perché, diciamo, provengono da fonti avverse, come vedete, al cristianesimo, non evangeliche naturalmente, che provano come a Roma esistesse già una cospicua comunità cristiana fra i tardi anni 40 e i primi anni 60 del primo secolo d.C. Tuttavia, ecco, non risulta che a questa epoca i cristiani avessero costumi propri, né in vita né dopo la morte. Per seppellire i propri defunti si ricorrevano probabilmente ai sepolcreti comuni usati anche dagli altri abitanti di Roma e dell'impero. Esemplificativo è il caso
di San Pietro, che secondo la tradizione, sapete, fu inumato nella necropoli vaticana, che era un sepolcreto misto ubicato sulla via Trionfalis, nei pressi appunto del Colle Vaticano, e che fu poi spianato agli inizi del IV secolo da Costantino per la realizzazione della grande basilica dedicata appunto al primo degli apostoli. La diffusione del cristianesimo nei territori dell'impero è attestata anche dalla corrispondenza dell'imperatore Traiano con Plinio il Giovane. Plinio il Giovane fu governatore provinciale della Bitinia, una regione diciamo corrispondente all'odierna Turchia settentrionale, attorno appunto al 112 d.C. Ecco, in questa lettera, anche lì ho sottolineato diciamo, i passi più importanti, potete vedere come Plinio si rivolga a Traiano per chiedergli dei consigli su come comportarsi con la comunità cristiana. Lui dice: con coloro che mi venivano deferiti quali cristiani ho seguito questa procedura. Chiedevo loro se fossero cristiani. Se confessavano, li interrogavo una seconda, una terza volta, minacciandoli di pena capitale. Quelli che perseveravano li ho mandati a morte. Infatti non dubitavo che qualunque cosa confessassero dovesse essere punita la loro pertinacia e la loro cocciuta ostinazione. Ve ne furono altri affetti dalla medesima follia, i quali, poiché erano cittadini romani, quindi vuol dire che anche proprio non solo tra i provinciali, ma anche tra i cittadini romani si era ormai diffuso il cristianesimo, ordinai che fossero rimandati a Roma, perché in quanto cittadini dovevano essere processati a Roma. Non ho trovato null'altro al di fuori di una superstizione balorda e smodata. Quindi vedete ancora il termine superstizio, lo stesso che aveva utilizzato Tacito. Perciò, differita l'istruttoria, mi sono affrettato a richiedere il tuo parere, cioè appunto chiedere il parere dell'imperatore su come comportarsi. Mi parve infatti cosa degna di consultazione, soprattutto per il numero di coloro che sono coinvolti in questo pericolo. Molte persone di ogni età, ceto sociale di entrambi i sessi, vengono trascinati e ancora lo saranno in questo pericolo. Né soltanto la città, ma anche i borghi e le campagne sono pervase dal contagio di questa superstizione. Quindi vedete come agli inizi del secondo secolo, anche in un contesto non più della città di Roma, ma provinciale, certo una provincia orientale, il cristianesimo si stesse diffondendo e ce lo attesta, diciamo, sempre una fonte neutra e ostile nei confronti della religione. È stato calcolato che all'epoca si trovassero gruppi di cristiani in forse 40 o 50 città del mondo romano. D'altro canto, sempre diciamo su delle stime che poi bisogna vedere quanto attendibili, si calcola che il numero complessivo dei cristiani fosse forse pari a 50.000 nel secondo secolo d.C., una cifra quindi capite abbastanza irrisoria in una società che comprendeva circa 60 milioni di abitanti, il mondo romano. Al contrario, gli ebrei, per esempio, erano una minoranza molto più significativa che contava 4-5 milioni appunto sui 60. Dunque, se nei primi 2 secoli dell'epoca imperiale le fonti letterarie documentano un'espansione del cristianesimo in diversi strati e in numerosi contesti appunto della società romana, anche contesti geografici diversi, quello che però è importante comprendere è che questa diffusione non trova riscontro nella documentazione di carattere archeologico o epigrafico. Cioè non abbiamo fonti coeve che ci attestino materialmente la presenza di individui o comunità di fede cristiana. Questo da nessuna parte, quindi tantomeno nel territorio della Venezia. Le prime attestazioni epigrafiche della religione cristiana risalgono soltanto ai decenni iniziali del III secolo d.C. Si tratta di documenti noti, molto studiati, che provengono quasi esclusivamente dalla città di Roma e che fanno tutti riferimento all'ambito funerario. Infatti, proprio in questo periodo ebbe seguito, cioè a seguito della crescente diffusione del cristianesimo, ebbe inizio un processo, diciamo, di formazione di aree sepolcrali direttamente programmate e gestite in maniera esclusiva, questo è l'aspetto interessante, dalla comunità cristiana, aree sepolcrali che, come sapete, privilegiavano l'utilizzo del sottosuolo, cioè sono le celebri catacombe, che costituivano immense e sistematiche sepolture di massa che erano capaci di accogliere veramente migliaia e migliaia di inumazioni. Quali furono le motivazioni che indussero i cristiani a riunirsi nella morte?
Beh, innanzitutto una esigenza di esprimere un radicale mutamento di mentalità nei confronti della fine dell'esistenza terrena. Possiamo parlare, vi ho scritto, di una nuova e diversa prospettiva escatologica. Questo mutamento è più in generale inquadrabile nella temperie, diciamo, ideologica culturale che segnò i primi 3 secoli dell'epoca imperiale romana, quando, voi sapete, arrivarono, si diffusero, diciamo, in tutto il Mediterraneo e anche appunto a Roma e nelle province occidentali, culti che provenivano dall'Oriente, il mitraismo, i culti egizi, i culti anatolici, iranici, eccetera. Però il cristianesimo è contraddistinto da alcune specificità. Infatti l'atteggiamento dei cristiani proprio nei confronti della morte costituì un radicale capovolgimento di quello che era stato fino ad allora l'atteggiamento caratteristico della religione politeistica. Infatti per i romani la data di morte di un individuo rappresentava un giorno infausto, loro lo chiamavano, vi ho scritto, dies nefastus. Invece per i cristiani è esattamente il contrario. Il giorno della morte è il dies natalis, cioè il giorno della vera nascita, cioè della rinascita della vera vita in Cristo. E proprio per questo motivo in tantissime iscrizioni cristiane noi vediamo segnata con precisione, con l'anno, addirittura con il giorno, la data di morte degli individui. Ecco. Quindi è un elemento caratterizzante in molti casi. Il senso di questo ribaltamento è anche proprio evidente dal lessico cristiano. Voi sapete che il termine cimitero, o cemeterium, cemeteria al plurale in latino, viene dal greco koimiterion, che significa letteralmente luogo del riposo, cioè koimao significa dormo in greco. Lo usa già Tertulliano nel III secolo, e un secolo più tardi, nel IV, Giovanni Crisostomo affermò, in questa bella frase secondo me che vi ho riportato, i cristiani non devono sentirsi morti in quanto grazie al trionfo di Cristo sulla morte essi semplicemente dormono. Per essi la morte non si chiama morte ma sonno e riposo. Dunque, l'uso delle catacombe per seppellire coloro che appartenevano alle comunità cristiane era una novità. Infatti, in precedenza, le sepolture a Roma, ma dappertutto nel mondo romano, erano strutturate o su base familiare o associazionistica. Sono i cosiddetti collegia, cioè le persone che esercitavano la stessa professione o che erano adepti di uno stesso culto, o anche semplicemente che, diciamo, pagavano una quota per garantirsi reciprocamente una degna sepoltura, ecco, erano sepolte tutte insieme. Ma adesso cambia proprio la concezione, perché il diritto alla sepoltura viene concesso in relazione alla fede, indipendentemente dalla parentela o dalla posizione sociale. Tuttavia, questo è interessante da notare, il carattere innovativo delle catacombe non si riflette immediatamente nelle iscrizioni. Infatti, anche nella documentazione epigrafica di Roma, che è quella, diciamo, più consistente, più studiata, fatica, sto parlando appunto del III secolo, quando si affermano le catacombe, però fatica a delinearsi una prassi distintiva dei cristiani. Cioè per secoli manca quello che gli studiosi chiamano lo specifico cristiano. Soltanto appunto gradualmente, nel corso del III secolo, comincia a comparire, ma non nei testi delle iscrizioni, quanto piuttosto in maniera celata nei contesti monumentali di appartenenza. Di fatto una piccola minoranza dei monumenti funerari delle catacombe è contraddistinta da simboli, voi sapete, come il pesce, le ancore, le colombe, oppure nelle iscrizioni la formula "qui giace in pace", che caratterizzano ma celatamente la committenza cristiana delle epigrafi. Nella maggior parte dei casi, invece, il testo è semplicemente il nome del defunto. Questo è il caso che vi faccio vedere delle catacombe di San Callisto sull'Appia Antica, che sono appunto le più antiche di epoca severiana, inizio del III secolo. D'altra parte, in tempi recenti, la stessa nozione di epigrafia cristiana è stata oggetto di revisione.
in contrapposizione alla definizione di inscriptiones cristiane o iscrizioni cristiane che era stata usata dalla critica a partire dal monumentale corpus dell'epigrafia paleocristiana di Roma curato nell'Ottocento da Giovanni Battista De Rossi. Adesso gli studiosi preferiscono parlare non di iscrizioni cristiane ma di iscrizioni di committenza cristiana, cioè valorizzano la committenza nell'ambito soprattutto di un'analisi più a 360 gradi di tutte le culture epigrafiche della tarda antichità. Cioè si cerca di non isolare, perché è proprio troppo difficile farlo, come vedremo, le iscrizioni cristiane dall'epigrafia tardo-antica. Bene, ora che abbiamo chiarito, con un preambolo spero non troppo lungo, il fenomeno della diffusione del cristianesimo nel mondo romano e nello specifico a Roma, cerchiamo di capire che cosa si può dire in merito all'Italia nordorientale, cioè quell'area nota, voi sapete, nella tarda antichità con il nome di Venezia e Istria. Era stata la Regio X di Augusto e poi Diocleziano la ribattezza come Venezia e Istria, più o meno il nostro Triveneto con l'Istria, però io mi concentrerò soprattutto sulla fascia costiera. Ecco, in relazione al periodo antecedente all'impero di Costantino, il quadro che se ne ricava è molto diverso da quello di Roma che vi ho appena descritto e anche di altre parti del Mediterraneo, come appunto l'Asia Minore, ma anche l'Africa, la Gallia Meridionale, dove abbiamo attestazioni del cristianesimo già nel corso del III secolo. Intanto c'è una cosa da dire che è molto importante secondo me, cioè che nella Venezia et Istria il III secolo d.C., dal punto di vista epigrafico, coincide con un improvviso e massiccio calo della produzione di iscrizioni. Ed è un aspetto proprio cruciale, perché al contrario, questo è anche importante che lo capiate, forse già lo sapete da quello che hanno detto le mie colleghe nelle lezioni precedenti, fino ad allora l'uso dell'epigrafia, cioè della scrittura su pietre e su altri materiali durevoli, era stato estremamente diffuso nella Venezia. Questa tabella, che ho tratto diciamo da una risorsa digitale, da un database online, il più affidabile che ci sia per l'epigrafia dell'Italia romana, si chiama EDR, vi fa vedere suddivise per secoli appunto il numero di iscrizioni che abbiamo attestate dalla Venezia, per appunto, dalla Venezia et Istria. Chiaramente non tutte le iscrizioni del mondo antico sono arrivate fino a noi, c'è chi dice c'è arrivato l'1%, però sarà sempre un 1% proporzionale, non tutte le iscrizioni sono in EDR, però insomma una buona parte c'è, circa l'80%. Ecco, questa tabella vi fa capire appunto intanto come nella Venezia et Istria si scrivesse parecchio, queste sono iscrizioni latine, non sto prendendo in considerazione per esempio l'epigrafia venetica, queste sono solo iscrizioni latine, però appunto vi fa capire come già nel primo avanti e poi soprattutto nel primo e nel secondo secolo d.C. si scrivesse moltissimo. Vedete che abbiamo circa 6.000 iscrizioni databili ai primi 2 secoli d.C. Perché questo? Beh, intanto perché c'erano città, colonie romane, che hanno un grandissimo patrimonio epigrafico. Pensate ad Aquileia o a Brescia, che hanno veramente migliaia di iscrizioni. E poi, altrettanto importante, il fatto del sostrato culturale. Cioè i Veneti antichi, come appunto vi hanno spiegato bene le mie colleghe, erano una società che già scriveva molto. Quindi quando arrivano qua i Romani continuano a scrivere molto. Però, appunto, per venire a quello che stavamo dicendo, il III secolo d.C. segna invece una svolta sostanziale. Vedete, un crollo, cioè passiamo da quasi 6.000 iscrizioni a poco più di 300. E questo crollo si riflette anche sulla scarsa presenza di epigrafi appunto di committenza cristiana, che sono veramente pochissime quelle, quantomeno, databili prima dell'epoca di Costantino. Queste rare fonti sono ascrivibili per lo più a individui che potremmo definire criptocristiani. È il caso che vedete qui del diciottenne Ireneo, che fu sepolto in un sarcofago di Concordia che possiamo datare circa la metà del III secolo d.C. su base così iconografica.
la formula che vi ho sottolineato, in latino qui fuisti in seculo, in italiano possiamo dire che sei vissuto nel mondo terreno 19 anni appunto, è frequente tra i cristiani appunto non dichiarati. E questo manufatto, che proviene da Concordia ma è conservato adesso a Treviso, è considerato la prima attestazione di un cristiano in tutta l'Italia nord-orientale. Vedete che non ci sono simboli cristologici, però diciamo si può supporre la commistenza cristiana in base a questa formula, e l'indicazione anche dell'età che vi ho detto è frequente proprio per i cristiani. Sempre da Concordia provengono altri 2 sarcofagi, sempre di giovani. Un giovane morto a 18 anni, si chiamava Redemptus, e un altro, purtroppo il sarcofago è perduto, ma abbiamo la trascrizione che fu fatta alla fine dell'Ottocento, sempre un ragazzo di 17 anni che si chiamava, vedete che addirittura qui abbiamo l'indicazione perfetta, 17 anni, 6 mesi e 21 giorni, questo sicuramente è un cristiano, anche perché guardate il nome, si chiama Impostore. Sapete che i cristiani adottavano spesso dei nomi che erano i nomignoli con cui li additavano negativamente, diciamo, i pagani. Quindi farsi chiamare, li chiamano nomina humilitatis in latino, farsi chiamare con questo nome è una dichiarazione sempre latente, perché siamo sempre in assenza di simboli cristologici, però di una professione di fede cristiana. Tutti questi sarcofagi è interessante perché provengono dalla necropoli occidentale di Concordia, quella che porta verso Altino, per capirci, sulla via Annia, subito fuori dalla città, verso Altino, dove c'è anche il ponte romano, se qualcuno di voi è stato. Allora, chiaramente è Redemptus, non ve l'ho detto, ma insomma è chiaro che anche quello un nome cristiano. D'altra parte voi capite che questa reticenza nei confronti dell'esplicitazione della fede cristiana non ci sorprende, perché, come sappiamo, i decenni centrali e finali del III secolo e ancora i primissimi anni del IV secolo furono caratterizzati da cruente persecuzioni nei confronti delle comunità cristiane, in tutto il mondo romano, quelle comandate dagli imperatori Decio, Valeriano prima, poi da Diocleziano e dai tetrarchi, ecco. Dopo l'editto di Costantino e di Licinio, che nel 313 sancì la libertà di culto nei territori appunto dell'impero romano, in Italia appunto nord-orientale, nella Venezia, si assiste a uno scenario molto diversificato. È evidente che le comunità cristiane iniziarono a utilizzare sepolcreti comuni, non sotterranei come a Roma, non abbiamo catacombe, ma sepolcreti all'aria aperta, vengono definiti cimiteri subdiali tecnicamente. E le iscrizioni cominciano adesso ad essere caratterizzate dal ricorso a espressioni formulari, quindi il nome del defunto, ma anche appunto simboli paleocristiani come l'ancora, il pesce, l'orante, cioè la figura del fedele in preghiera. Tutte iconografie che derivano dal repertorio, diciamo, dell'arte classica, ma che assumono un nuovo significato alludente a Cristo e alla salvezza. Quello che è importante tenere presente è che la quantità di fonti a nostra disposizione varia enormemente a seconda dei diversi siti. Per esempio, Aquileia, che certamente svolse un ruolo di primo piano dal punto di vista della difesa militare, anche per il fatto che fu una residenza degli imperatori molto di frequente nel IV secolo, pur non avendo attestazioni di cristiani prima dell'età di Costantino, divenne improvvisamente uno dei maggiori centri della cristianità occidentale. Qui vi ho messo l'iscrizione dedicatoria che penso tutti quanti avrete visto nel mosaico della Basilica appunto di Santa Maria d'Aquileia, che menziona il vescovo Teodoro, che aveva partecipato al concilio di Arles nel 314, quindi subito dopo l'editto di Costantino, e vedete come figuri, è proprio uno dei primi esempi di utilizzo del cristogramma, cioè le lettere chi e rho in greco, le iniziali del nome di Cristo in greco, uno dei primi esempi di uso pubblico, ecco, del cristogramma. Questa iscrizione datata proprio tra il 313-14, diciamo, e il 319, che è l'anno della morte del vescovo Teodoro. Pensate che
Tra l'età appunto di Costantino e i primi decenni del V secolo, quindi circa 100 anni, sono state identificate circa 500 iscrizioni di committenza cristiana ascrivibili appunto ad Aquileia o alle aree sepolcrali limitrofe. È un numero veramente straordinario che la colloca subito dopo Roma, Cartagine e Salona in Dalmazia, che sono le città che hanno il maggior numero di iscrizioni di committenza cristiana. Voi sapete, forse no, anzi forse non lo sapete perché è un museo dove non va quasi mai nessuno, che c'è un museo interamente dedicato appunto all'epigrafia, all'arte paleocristiana ad Aquileia, che è aperto penso un pomeriggio alla settimana o qualcosa del genere, ed è il Museo Paleocristiano di Monastero, un luogo straordinario. Ecco, nonostante questo elevatissimo numero di iscrizioni, noi non sappiamo quasi niente sulla specifica provenienza di queste epigrafi di Aquileia, perché sono quasi tutte arrivate a noi senza dati archeologici di contesto. Inoltre sono anche difficili da datare con precisione, fatto salvo per un piccolo gruppo, cioè 13 iscrizioni sulle 500, che recano la menzione dei consoli di Roma, quindi la cosiddetta datazione consolare. E abbiamo appunto queste 13 iscrizioni che coprono un arco di tempo che va dal 336, la più antica con datazione consolare, alla più tarda il 417 d.C. ovviamente. Ecco, per quanto riguarda la datazione di tutte le altre c'è un po' un dibattito nella critica, perché non ci sono degli elementi cogenti, ci si può basare sui contenuti, sulle formule, sull'iconografia, però diciamo ci sono un po' due scuole. Gli studiosi italiani tendono a datarle diciamo piuttosto ai decenni centrali del IV secolo, mentre per esempio abbastanza di recente una studiosa francese, Claire Sottinel, ha ipotizzato una cronologia più tarda, cioè post-teodosiana di V, che però non ha tanto convinto almeno noi italiani. Ecco. Un altro caso che vi cito, che si distingue per la sua eccezionalità, è quello di Iulia Concordia. Allora, vi ho messo questa diapositiva, la figura di un grande epigrafista dell'Ottocento, Theodor Mommsen, che è il curatore del Corpus Inscriptionum Latinarum, cioè il corpus di tutte le iscrizioni latine del mondo romano, e in particolare lui nel 1872 pubblicò il primo fascicolo, diciamo, del quinto volume di questo corpus, che radunava appunto le iscrizioni della Venezia, della Decima Regio. Perché vi dico questo? Perché è interessantissimo che in questo fascicolo, pubblicato, ripeto, nel 1872, per quanto riguarda la voce dedicata a Concordia, non ci sia neanche un'iscrizione cristiana, nemmeno una. Non se ne conosceva nemmeno una nel 1872. E poi, immediatamente dopo, fu scoperto, casualmente, una delle più straordinarie scoperte archeologiche dell'Ottocento, una vastissima area sepolcrale tardo-antica, che forse conoscete, chiamata Sepolcreto delle Milizie o Sepolcreto dei Militi, proprio per il gran numero di iscrizioni dedicate ai soldati e agli operai della fabbrica di frecce. Sapete che a Concordia c'era una fabbrica di frecce che in latino si dice sagitte, e proprio per questo ancora oggi il comune di Concordia si chiama Concordia Sagittaria. Ecco, tra il 1873, quindi letteralmente l'anno dopo in cui era uscito il quinto volume del CIL, e il 1884, gli scavi in questo sito, che furono guidati dall'avvocato di Portogruaro Dario Bertolini, portarono alla luce, pensate, 260 sarcofagi tardo-antichi, di cui circa un centinaio aveva l'iscrizione, e di cui circa la metà è di sicura, quindi 50 di sicura committenza cristiana. Sull'altra metà la committenza non è esplicitata, però capite che appunto non possiamo studiarle separatamente, vanno studiate tutte insieme. Peraltro, come vedete dalla foto, l'area sepolcrale, l'area del Sepolcreto delle Milizie era soggetta ad allagamenti. Bertolini, ci sono anche le lettere che lui mandava al ministero, cercava di farsi mandare delle pompe per prosciugarla, non ci riuscì, alla fine si decise di segare tutti i sarcofagi e portare al museo di Portogruaro, che inaugurò proprio in quegli anni Bertolini, soltanto le fronti che recavano l'iscrizione, e tutto il resto è stato completamente obliterato. Ora qui ci sono delle villette, diciamo, per cui a malapena si capisce da questa foto dove si trovava il sepolcreto rispetto all'abitato di Concordia. Però quello che è importante, che voglio fare capire, è che questa scoperta ha completamente ridisegnato la nostra conoscenza di Concordia in epoca tardo-antica.
Ecco, qui vi ho messo una cartina della, non so se si vede il mouse, comunque diciamo dove c'è il fiume Lemene, subito oltre il fiume Lemene c'è appunto questo sepolcreto delle milizie, che è sul tratto orientale dell'Annia che porta verso Aquileia. Invece sul tratto occidentale, quello che porta verso Altino, erano state fatte quelle prime scoperte di quei primi 3 sarcofagi di cui vi ho parlato, e anche, per esempio, è stata trovata, sempre abbastanza risalente come datazione, una bellissima coppa in vetro che è esposta appunto al Museo sempre di Portogruaro, che raffigura Daniele tra i leoni, quindi un'iconografia chiaramente biblica. Quindi questo caso di Concordia che vi ho citato secondo me è importante perché mostra chiaramente quanto le nostre conoscenze dipendano un po' dalla casualità. Cioè fino a 1872 non si conosceva niente e poi è avvenuta questa grandissima scoperta. Se non fosse avvenuta questa scoperta non sapremmo nulla di uno dei più articolati insediamenti tardo-antichi dell'Italia nord-orientale e anche proprio della sua popolosa e cosmopolita comunità cristiana. Dico cosmopolita perché appunto tra le iscrizioni che provengono dal sepolcreto delle milizie ve ne sono anche un certo gruppo che sono ascrivibili a dei mercanti di provenienza siriaca, cioè dalla Siria e di fede cristiana, che appunto scrivono le loro iscrizioni sepolcrali in lingua greca. C'è circa una dozzina di sarcofagi, se andate al Museo di Portogruaro, scritti in greco, un greco ovviamente tardo antico, e costoro risiedettero a Concordia appunto tra la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C. Perché rifornivano la città e in particolare proprio i reparti militari che vi risiedevano di olio, di derrate alimentari che provenivano dal Mediterraneo orientale. Sono interessanti queste iscrizioni perché c'è sempre appunto il nome Aurelios, poi un nome appunto siriaco, c'è scritto esplicitamente neobattezzato, vedete, e anche l'indicazione del villaggio della Siria, del territorio di Apamea, da cui provenivano appunto questi personaggi. Senza il permesso dei fratelli anche ci attesta, capite, la presenza proprio di una comunità cristiana, perché i fratelli non sono i fratelli diciamo di sangue, ma i fratelli nella fede. Ecco, indubbiamente Concordia e Aquileia costituiscono 2 insediamenti di spicco nello scacchiere strategico dell'impero romano d'Occidente nell'epoca tardo-antica. Secondo uno schema che aveva proposto Lellia Cracco Ruggini, una grande studiosa mancata pochi anni fa, nella tarda antichità l'Italia settentrionale, che era chiamata la diocesi dell'Italia annonaria, poteva contare su una doppia capitale, ovvero su 2 città che svolgevano il ruolo di residenze imperiali privilegiate, Milano e Aquileia. Quindi ciascuna di queste città era il quartier generale civile, dove avevano sede gli uffici pubblici, l'amministrazione, la burocrazia. Poi, sempre secondo questo schema della Cracco, ognuna delle 2 città aveva una città satellite dove invece erano accampati i soldati e anche dove erano installate le fabbriche militari. Questa seconda città satellite, sarebbe stata Pavia per Milano, dove sappiamo che era attestata una fabbrica di archi, e Concordia per Aquileia, dove c'era appunto la fabbrica di frecce. Sapete che diciamo questo organigramma prevedeva che gli archi si facessero da una parte, le frecce dall'altra, in modo che se anche c'era una rivolta e diciamo qualcuno si impadroniva della fabbrica, poco se ne faceva, perché se hai l'arco senza la freccia o viceversa non puoi comunque armare un'insurrezione. Ecco, di recente, e devo dire proprio nel contesto della precedente edizione dei corsi di archeologia che si sono svolti qui all'Ateneo Veneto, che poi sono sfociati anche in una bella pubblicazione, Giovannella Cresci ha convincentemente suggerito di rivalutare questo sistema bipolare, diciamo, della Cracco, e ha proposto un'articolazione su 3 insediamenti, in base alla quale in ciascun polo si può inserire una terza città che forniva invece dei servizi logistici specializzati, relativi all'abitazione, al trasporto e al trasporto della corte imperiale. Così al fianco di Milano e Pavia si deve aggiungere Cremona, che era ubicata sulla via Postumia lungo il corso del Po, e al fianco di Aquileia e Concordia deve essere valorizzato il ruolo di Altino, che era collocata su uno snodo strategico tra la via Annia, la via Claudia Augusta, che portava appunto oltre Alpe, e anche ovviamente la rotta indolagunare e la navigazione fluviale.
Adesso il caso di Altino è particolarmente significativo, per esempio, per il fatto che tra la fine del IV e gli inizi del V secolo vi furono proclamate ben 16 costituzioni imperiali. Quindi vuol dire che almeno 16 volte un imperatore, tra il 364 e il 406, risiedette con la sua corte ad Altino. Capite che ospitare un imperatore con la corte, la cancelleria, era un'operazione logisticamente complessa, che richiedeva la capacità di reperire derrate alimentari, beni di lusso, cioè ingenerava tutto un indotto. Però noi cosa sappiamo invece della comunità cristiana di Altino e cosa ci dicono le iscrizioni? Voi sapete che le testimonianze archeologiche in nostro possesso relative ad Altino Tardo Antica sono relativamente poche, in parte anche per l'obliterazione degli strati archeologici più recenti a seguito delle arature profonde attuate nel Novecento. Tuttavia dobbiamo presumere che il sito svolse un ruolo cruciale nell'amministrazione civile e religiosa dell'Italia nordorientale, già nella seconda metà del IV secolo. Questo ce lo conferma il fatto che San Girolamo attesti come almeno dal 381 d.C. Altino avesse un proprio vescovo nella persona, penso celebre per tutti voi, di Sant'Eliodoro, che era proprio un amico intimo di San Girolamo e un mecenate letterario. A quell'epoca, quindi se c'era un vescovo ad Altino, doveva anche esistere una cattedrale che oggi è archeologicamente sconosciuta. Ci sono magari delle ipotesi, ecco, però non sappiamo precisamente dove sia. E anche questo è un dato significativo perché, per esempio, a Concordia, che comunque abbiamo appena visto era un sito importante, la cattedrale fu edificata soltanto 10 anni dopo, quindi dopo Altino. Peraltro una norma, diciamo, di un concilio cristiano aveva sancito che le cattedrali non potessero essere costruite in città di piccole dimensioni. Quindi possiamo supporre che Altino fosse in qualche modo più importante di Concordia, sia dal punto di vista demografico che nell'ambito della gerarchia ecclesiastica. Ancora, come ha notato sempre Giovanella Cresci, nella tavola poitingheriana, che è la riproduzione medievale di un itinerario dipinto della fine del IV secolo, vedete che Altino, l'ho messo qui diciamo nel cerchietto in rosso, è raffigurata come un centro di notevole importanza. È cinto da mura con 2 torri, mentre, non so se riuscite a vedere, ma Concordia, Patavium, cioè Padova, Oderzo, non hanno alcuna raffigurazione iconografica. Chiaro che Aquileia, vedete che è una bellissima città murata, ecco, però Altino è alla stregua, non so, di Verona, di Modena, di Trento, ecco, di altre città che erano considerate importanti. E anche dal punto di vista numismatico abbiamo diversi ritrovamenti dell'Altino Tardo Antica. Ma cosa ci dicono le iscrizioni, ecco, tardoantiche di Altino? Purtroppo, a differenza che a Concordia, non abbiamo attestazioni di epigrafi di committenza cristiana ascrivibili al III secolo. Inoltre c'è da dire che il patrimonio epigrafico altinate, databile all'epoca successiva, cioè quella di Costantino o dopo, è estremamente scarso. Si tratta sostanzialmente di una manciata di iscrizioni che sono tutte segnalate fuori contesto, spesso in reimpiego nella laguna o a Venezia. Ecco, vi faccio vedere qui velocemente 2 epigrafi che erano anticamente reimpiegate nella chiesa di Sant'Agostin a Venezia, nel sestiere di San Polo, e che erano già note fin dal 400. Furono copiate nei codici epigrafici a partire da Ciriaco d'Ancona, ma sono oggi entrambe disperse, forse perché sapete che la chiesa di Sant'Agostino è stata distrutta, ecco, quindi non esiste più. Però possiamo presumere, sempre diciamo ipoteticamente, che siccome c'è l'indicazione sempre biometrica, cioè la durata della vita, in alcuni casi anche specifica, 8 anni, 11 mesi, 4 giorni, e anche degli aggettivi, insomma degli epiteti così, benemerita, infelicissima, eccetera, fanno pensare, sempre in via ipotetica, che potessero essere delle iscrizioni di committenza cristiana. Un rinvenimento archeologico degli ultimi decenni ci consente però di nutrire qualche speranza sulla possibilità che le nostre conoscenze delle prime attestazioni del cristianesimo nelle Altianate possano accrescersi. Si tratta di un'iscrizione frammentaria, dall'aspetto, come vedrete, piuttosto umile e insignificante, che proviene dall'isola di San Lorenzo di Ammiana,
che è nota anche come Motta di San Lorenzo, nella laguna veneta settentrionale, a nord di Torcello. Sapete che è una zona, diciamo, oggi praticamente disabitata, quasi impraticabile, ci si può andare solo con barca propria, ma che invece nel Medioevo, con le isole limitrofe di Santa Cristina, la Salina, che è nota anche come la Motta dei Conigli, eccetera, formava un unico distretto abbastanza densamente popolato e che soprattutto si trovava al centro di importanti vie di comunicazione legate alle rotte fluviali e appunto endolagunari. Siamo a nord di Torcello. A partire dal 1969 San Lorenzo di Amiana è stato oggetto di ripetuti scavi da parte del famoso Tito Canal, Ernesto Tito Canal, il padre fondatore dell'archeologia lagunare. Più di recente è stata interessata da nuove indagini archeologiche condotte dall'Università appunto Ca' Foscari sotto la direzione del professor Sauro Gelichi. Ecco, durante queste campagne di scavo, cioè sia quelle di Canal che quelle di Gelichi, sono stati rinvenuti in momenti completamente diversi e anche proprio in contesti diversi, ma entrambi a San Lorenzo di Amiana, 2 frammenti di una lastra marmorea iscritta, che presentano una caratteristica straordinaria. Qui vi faccio vedere la pubblicazione di Canal. Questa è proprio la foto che gentilmente mi hanno dato i colleghi archeologi del rinvenimento appunto attuato dall'equipe di Gelichi nel 2008. La cosa straordinaria è che questi 2 frammenti mi sono accorto che combaciano come in un puzzle. Adesso non è proprio un montaggio perfetto, però capite che si tratta appunto di 2 frammenti che definiamo tecnicamente solidali fra loro e che possono essere ricostruiti. Adesso fisicamente uno è a Ca' Foscari e l'altro è a Lazzaretto, però io spero che un giorno possano anche essere proprio riuniti insieme. E si tratta di una iscrizione funeraria che si apriva con la dedica agli dei mani, quindi le divinità, notate bene, pagane dell'oltretomba. Poi nella seconda riga, che è frammentaria, però è probabile che ci fosse una formula, diciamo, segnaletico-locativa del tipo hic iacet, cioè qui giace, che oggi è solo parzialmente leggibile. Il defunto, che era individuato da un solo elemento onomastico, si chiamava Sarmatio. Vedete il nome a cavallo tra la terza e la quarta riga del testo latino. Un nome che è di chiara derivazione etnica. I Sarmati erano una popolazione di stirpe iraniche che nel corso dell'epoca imperiale aveva migrato attraverso l'Europa, che aveva creato diversi problemi, diciamo, alle armate romane, ma dopo averli sconfitti nel 285 Diocleziano promosse l'insediamento pacifico di vasti gruppi di Sarmati proprio all'interno dei confini dell'impero stesso. E questo potrebbe per esempio essere il caso proprio del nostro Sarmatio. Individui con lo stesso nome, adesso ve li faccio vedere solo in carrellata, sono attestati questo a Roma, questo sempre a Roma, quindi un Sarmatio pagano, diciamo, da Roma, un Sarmatio cristiano da Roma e un Sarmatio da Salona, appunto, in Dalmazia. Ma tornando alla nostra iscrizione, l'aspetto più straordinario è che si evince, sono i resti frammentari dell'inizio della riga 3. Vedete che c'è scritto Nox, si vede abbastanza bene anche nella foto. Queste lettere sono quasi sicuramente riconducibili all'aggettivo innox, che è sinonimo di innocence e che è proprio frequente nelle epigrafi paleocristiane. Cioè innox o innocence è un aggettivo che veniva usato per qualificare lo stato di grazia dei bambini che erano morti senza battesimo e che non potevano quindi ricevere la connotazione di fidelis. Quindi si tratta, con ogni probabilità, dell'epigrafe funeraria di un giovane individuo di fede cristiana. Va segnalato peraltro che il retro di questo manufatto riporta una decorazione architettonica antecedente, che è una semplice cornice databile forse alla prima età imperiale. Quindi questa lastra marmorea abbia almeno 3 vite, prima come, diciamo, elemento architettonico, poi appunto come iscrizione funeraria, e infine fu reimpiegata, come avete visto nella foto che vi ho mostrata, nell'ossario tardomedievale di San Lorenzo di Amiana. Ma da dove proveniva originariamente? Era stata appunto concepita sin da subito per l'isola di San Lorenzo o fu trasportata qui soltanto in un secondo momento?
Dunque, devo dire che il fenomeno del reimpiego, che è un tema di cui mi occupo insomma da diversi anni, nella laguna veneta settentrionale, mi fa propendere per l'ipotesi che questo manufatto non provenga da molto lontano. La maggior parte delle iscrizioni che sono reimpiegate a Torcello, Burano, Mazzorbo, Murano, eccetera, proviene o da Altino o dalla necropoli, insomma, di Altino. Per quanto riguarda la datazione, adesso non voglio entrare nel dettaglio, però ci sono alcune caratteristiche paleografiche che diciamo hanno una certa qualità di esecuzione, una raffinatezza nella resa delle lettere, vedete che il testo era impaginato bene, e poi se c'è la dedica agli dei mani è comunque un aspetto che, guardate bene, non contrasta con una potenziale fede cristiana del defunto, perché abbiamo tante iscrizioni di cristiani con la dedica agli dei mani. Sembrerebbe diciamo un controsenso, ma gli dei mani erano considerati i protettori dei sepolcri, quindi anche tanti cristiani mettevano, poi sono solo 2 lettere, la D e la M, che venivano messe in alto sulle epigrafi per garantire una tutela rispetto alla riapertura delle tombe, che era un fenomeno che si verificava molto di frequente. Ecco. Comunque, diciamo, sulla base di questi elementi paleografici, formulaici, eccetera, penso che questa iscrizione non si possa datare oltre i decenni iniziali del IV secolo d.C. E appunto, se accogliamo l'integrazione dell'aggettivo inox nella terza riga e lo colleghiamo alla fede cristiana, possiamo presumere che quella che a prima vista si presenta come un'umile e insignificante iscrizione frammentaria possa in realtà costituire una fonte storica molto importante, perché capite, si tratterebbe di una delle prime attestazioni della religione cristiana nel territorio della Laguna Veneta, quindi diciamo nel comprensorio altinate, e se non addirittura forse proprio la più antica in assoluto. Allora, nel preambolo della mia comunicazione vi ho detto come la cristianizzazione della Venezia, così come quella dell'intero mondo romano, rappresentò un cambiamento epocale, i cui risultati sono tangibili ancora oggi. Ecco, però, quello che ho cercato di comunicarvi è che la macrostoria nasce da tante piccole storie messe insieme, come quella di Sarmatio, un barbaro che probabilmente si trasferì ad Altino, si convertì al cristianesimo, lui o la sua famiglia, morì giovane, in un'epoca non distante da quella in cui l'imperatore Costantino rese appunto legittima la pratica di questa religione. È soltanto ricostruendo con pazienza le piccole tessere che compongono appunto il mosaico della storia che possiamo comprendere poi la rilevanza dei grandi fenomeni che hanno interessato le società umane. Per fare questo dobbiamo lavorare tutti insieme, epigrafisti, archeologi, specialisti di diverse discipline. E proprio come ha dimostrato questo bellissimo ciclo di lezioni, soltanto l'approccio interdisciplinare ci consente di comprendere analiticamente la complessità delle vicende storiche, sempre con la speranza che qualche nuova scoperta o anche la semplice reinterpretazione di elementi che si davano per assodati venga a rivoluzionare le nostre certezze e continui così a rendere emozionante il nostro mestiere. Grazie. Allora, grazie veramente professor Calvelli per questa bellissima lezione, che mi pare che meglio di così non potevamo concludere il nostro corso. Devo dire che è stata una panoramica proprio interessantissima, che è partita dal largo, da Roma, dalla storia vera e propria dell'ingresso della religione cristiana nel mondo romano, per poi pian piano giungere nei nostri territori e concludere con Altino, che insomma è uno dei luoghi più frequentemente trattati e nominati qui all'Ateneo, Altino Madre di Venezia. Quindi quest'ultima iscrizione e soprattutto il lampo di genio di aver capito che questi 2 frammenti potevano essere solidali e che hanno permesso la lettura di questo testo, devo dire che è una cosa straordinaria. Anch'io, come il professor Calvelli, sono assolutamente molto convinta che l'iscrizione provenga da Altino
Altino, come più o meno tutti i reperti epigrafici che sono stati rinvenuti nella laguna settentrionale. E come appunto già detto il professor Calvelli, pochi ma significativi, mi permetto di dire, sono i riscontri archeologici dell'Altino paleocristiana. Ecco, se c'è qualche domanda, penso che il professor Calvelli sia più che disponibile. Buonasera. Al telegiornale regionale, oggi pomeriggio alle 2, hanno detto che un privato di Altino, siamo nel campo delle epigrafi, hanno trovato un sarcofago, un'epigrafe molto bella, tra l'altro dal punto di vista artistico, è vero, e l'ha consegnata ai carabinieri. Io ero a lezione oggi alle 2, non lo so. L'abbiamo cercato. Da Altino qualcuno ha trovato un sarcofago e l'ha consegnato ai carabinieri e l'hanno detto oggi al telegiornale delle 2. 10 settimane che parliamo di Altino. Non so nulla perché non ho sentito il telegiornale. Neanch'io, io ero a lezione alle 2. Ma cercheremo di... Beh, sarebbe un grande... perché di sarcofagi d'Altino allora, non... Di filmato della consegna... beh, vedremo, sicuramente ci informiamo. Sarcofagi ad Altino ce ne sono 3 o 4, proprio si contano sulle dita di una mano. Attendiamo questa notizia. Fantastico, la prossima conferenza sarebbe proprio un bel coronamento. Ricordo la prima parola dell'epigrafe, perché poi è durato poco, è Ippia. Dopo lo guarderò su Rai Play, visto che si può guardare. Per ora non c'è. Ok. Vabbè, di solito poi lo metto. È una bella notizia. Poi appena detto che siamo in attesa di nuove scoperte, quindi se fosse così, fantastico. Una semplice informazione per cortesia. Sì. Sono friulano di nascita, sì, e quindi vado abbastanza frequentemente a Aquileia, a Grado, con le sue bellissime 2 chiese, poi sì, c'è la terza della quale abbiamo solo il pavimento. Quello che non mi è mai riuscito di vedere ad Aquileia è questo monastero che è perennemente in restauro, in chiusura, in ricerca, in qualcosa. L'ultima volta che sono stato è meno di un anno fa ed era in restauro, e quindi, mentre conosco bene il museo con la raccolta delle urne che c'è davanti, la bellissima raccolta di mosaici che ci sono dietro, non sono mai riuscito a vedere il monastero. Lei sa per caso se sono finiti i restauri? Allora, devo dire che per curiosità ho guardato ieri sul loro sito e c'è scritto, se non sbaglio, che ora è aperto al weekend, quindi apparentemente dovrebbe essere accessibile, e che per gli altri giorni si può scrivere una mail o telefonare e concordare un'apertura. Io l'ho visitato diversi anni fa con il professor Giuseppe Cuscito dell'Università di Trieste, che è un grandissimo esperto di epigrafia cristiana di Aquileia. Conobbi molto bene il professor Cuscito in certo, anni giovanili. Ci portò a Muggia Vecchia a vedere la chiesetta e gli scavi di lì. Grazie mille. Grazie, sì. Anch'io conto di andarci, perché sarò ad Aquileia fra 2 o 3 settimane e spero di andarci. Ci sono 1 o 2 sarcofagi a fianco della chiesa di Cristo Re, mi pare, a Sant'Erasmo, dal lato verso Puntavella, verso San Francesco del Deserto. È possibile avere qualche notizia? Grazie. No, devo dire che non li conosco, ma andrò a vederli, perché allora tanti sarcofagi reimpiegati sia a Venezia o a Torcello sono sarcofagi appunto tardo-antichi, che possono essere o chiamiamoli pagani o cristiani, però ci sono tanti sarcofagi, perché il sarcofago è un monumento che si presta tantissimo per il reimpiego, perché diciamo intanto può essere reimpiegato come sarcofago, cioè per di nuovo seppellirci, inumarci qualcun altro, e se no come abbeveratoio, anche degli usi diciamo abbastanza così poco... Mi risulta che sono lì fuori da almeno 10 anni. Andrò a vederli. Cristo Re, la chiesa che... È l'unica chiesa al centro, la fermata della chiesa. No, non li conosco. Ma è la chiesa che si vede da Vaporetto, quella di fronte a Lazzaretto?
Più avanti, sì. È una chiesa che ha una facciata trilobata, tipo messicana, ecco. Sì, quindi andando verso San Francesco del Deserto, per dire. Che è di Breno del Giudice. Quasi in faccia a San Francesco del Deserto. Sì, che è quella di Breno del Giudice. Sì. E che quindi a lato di guardando la facciata sono nel lato sinistro sotto un portico esterno. Andremo a vederli. Ma per esempio un sarcofago mi sembra che sia del Doge Tiepolo, se non ero, sulla facciata di San Giovanni e Paolo, è un sarcofago romano, perché anche lì DM, cioè Aedis Manibus, che è rimasto, per dire, sugli acroteri del sarcofago. Un altro è sul portico della chiesa di Torcello, della cattedrale di Torcello, ecco, quindi i sarcofagi, poi vabbè, chiaramente il sarcofago di Sant'Eliodoro, ecco, ce ne sono tanti, però i sarcofagi venivano riutilizzati tantissimo, perché sapete che la pietra era preziosissima, quindi era un manufatto che si prestava molto. Non so... Proprio Sant'Eliodoro viene trasportato da Altino a Torcello all'interno di un sarcofago assolutamente pagano e romano di secondo secolo. Sì, esatto. Cioè, io non so se un giorno avremo la fortuna, come è successo a Concordia con il sepolcreto delle milizie, di trovare una necropoli tardantica di Altino. Cioè, chi lo sa? Chi lo sa? Speriamo. Speriamo. Beh, questo di cui ho parlato è interessante. Bene, allora se non ci sono altre domande, grazie a tutti di aver seguito questo corso. Ci ha fatto molto piacere, come al solito, vedere una affluenza così numerosa in Ateneo. Ci ripromettiamo di ritrovarci l'anno prossimo per il futuro corso di archeologia 2024 e quindi arrivederci all'anno prossimo. Grazie.